Conquista un altro prezioso punto la squadra del Licata Calcio dopo il precedente pareggio ottenuto nel match contro la Mariglianese. In trasferta la squadra di Romano. A Liotta contro il Locri il match di ieri termina 1-1. I gialloblu sforano la prima vittoria in campionato venendo rimontati dagli ospiti pochi minuti prima del triplice fischio. La vittoria invocata dal capitano della squadra non arriva. Gialloblu salgono in quota 2 in classifica. Nel girone la vetta è conquistata dal forte squadra del Catania che vince per 4-0 contro il Castrovillari, insieme alla Menzia Terne che vince per 2-0 contro il Real Aversa. Buona la prestazione della Cerreale che batte per 1-0 il San Cataldo. Il Paternò non va oltre il pari contro il San Luca. La squadra del Ragusa vince invece contro il Sant'Agata per 1-0, mentre la squadra agrigentina del Canicattì viene battuta dal Santa Maria Cilento per 2-1 fuori casa. Il Trapani evita il KO interno con la Cittanova pareggiando per 1-1, mentre il Canicattì attualmente è posizionato all'8° posto con 6 punti in classifica, il Licata ultimo con 2 punti. Non lo so se ci vuole salo pellegrinaggio. I ragazzi non hanno nulla da rimproverare perché hanno dato il massimo, hanno giocato. Però anche oggi un episodio, abbiamo preso gol, la partita è finita pari, pazienza. Mister, tutte queste occasioni sprecate sono secondo lei più figlie della paura di un problema, di un blocco mentale che si è visto in queste prime partite, come si riesce a compensare, oppure è proprio nelle caratteristiche dei giocatori non avere il gol? Ma le caratteristiche le sappiamo quali sono dei nostri calciatori in avanti, sono attaccanti che fanno tanto movimento, però in fase realizzativa anche parla il curriculum loro, però sono ragazzi che magari sotto porta arrivano stanchi e magari anche con un dispendio di energie che non arrivano con grande lucidità. E si sbagliano poi le cose più facili, perché oggi abbiamo sbagliato veramente delle cose clamorose, però per adesso ci va così, pensiamo alla prossima cercando di fare punti. In questo periodo stiamo facendo poco, solo prestazioni ma punti pochi. Oggi la sliding doors della partita è stata quando Pino ha colpito il palo e poi sul ribaltamento dall'altro lato è andato a segno il Locri alla prima vera occasione. Riassume bene il momento, no, della Licata tutto questo? Avete visto voi quello che è stata oggi la partita sempre noi l'abbiamo fatta, abbiamo avuto tantissime occasioni e poi in questo, come dici tu, in questo periodo alla minima occasione che hanno gli avversari ci puniscono e noi dobbiamo fare tante azioni per cercare di sbloccare la partita e poi ne sciupiamo talmente tante che poi alla fine può succedere che la squadra avversaria con un'occasione ti pareggia la partita come è successo oggi. A questo proposito in settimana lavorerà più sulla testa o sulla condizione fisica dei ragazzi? No, condizione fisica non credo perché noi stiamo bene fisicamente, corriamo, lottiamo, dobbiamo stare un pochettino più tranquilli, più sereni e cercare di analizzare bene tutti gli errori che abbiamo fatto sia in fase offensiva che in fase difensiva, perché il gol si poteva anche evitare. Non è stato un episodio che poi alla fine quando la cosa ti gira male, purtroppo è andata così. Però ripeto ancora una volta, i ragazzi sono stati encomiabili, hanno corso, hanno lottato, cercavano la vittoria a tutti i costi. Ci eravamo quasi riusciti, però in questo momento ci va tutto storto e pazienza. Cercheremo da domenica prossima a Paternò di centrare il risultato positivo, che è quello che ci manca, perché a noi ci manca solamente una vittoria, perché io credo che la squadra gioca, la squadra produce, la squadra ha un'idea, la squadra ha un'identità, però chiaramente sotto porta facciamo fatica a concretizzare la mole di gioco che facciamo. Mister, un dato oggettivo, abbiamo preso 6 gol, 5 con sfondamento alla sinistra. Vabbè, ma oggi la sinistra relativamente Però diciamo che la palla passa sempre da là. Passa da là perché passa da là, ma quello non è una situazione da addebitare in questo caso a sinistra a Cannia, perché poi
se andiamo a analizzare bene l'azione del gol, è vero, è partita da sinistra, però ha vinto il rimpallo, la palla è rimpallata là, c'è stato un pochettino di... però non credo che sia... Abbiamo problemi secondo me, no? Come la vedo io. Beh, oggi abbiamo Oggi, diciamo, oggi Carni ha fatto una partita strepitosa secondo me, però come dici tu è un dato oggettivo, però è statistico, però è vero che poi sul gol che abbiamo preso potevamo mettere una pezza in diversi e non ce l'abbiamo messa.